attività operative. Allora, prima di procedere alle attività operative c'è una cosa molto importante. Il Libano si trova al centro, è l'occhio di un ciclone. Il Libano attualmente, se si considera quello che succede in tutto il Medio Oriente, è la zona più tranquilla e più stabile del sud del Libano, più stabile nel Medio Oriente. Se considerate che il Libano confina totalmente con, va indietro la stima del Libano, confina totalmente con la Siria. E sapete cosa sta succedendo in Siria? In Siria adesso ci sono, detto un po' va indietro ancora, sono tutti contro tutti. Ci sono diverse fazioni che stanno combattendo, non solo quelle che vengono annunciate nei media, non solo quelle che annunciate nei media, perché non c'è solo le truppe pro governo di Assad, pro regime di Assad e l'ISIS, ce ne sono tante altre. Per dire, ci sono anche quelli che erano le fronti di liberazione con cui è iniziata la rivoluzione in Siria, poi ci sono anche quelli dell'ISIS, ma l'ISIS in realtà ci sono diversi anni dell'ISIS, ci sono anche quelli altri capisti di Al-Nusra che anche loro non sono da meno. Abbiamo Hezbollah che sta combattendo in Siria, abbiamo altre fazioni, ogni tanto fanno qualche capatina anche gli israeliani. In Siria c'è di tutto, in più c'è la coalizione occidentale che sta operando in Siria, quindi non è una situazione non è per niente facile. E il Libano confina per 3/4 dei propri confini e si affaccia in Siria. Questo che significa che ci sono delle penetrazioni, tentativi di penetrazioni quotidiani da parte dei siriani, perché anche ISIS vuole arrivare al confine di Israele o comunque destabilizzare il Libano, perché destabilizzare il Libano significa poi destabilizzare tutta l'area, perché destabilizzando il Libano si destabilizza anche Israele, non destabilizza, si colpisce anche Israele. Quindi potete immaginare cosa succede. Ora, il sud del Libano è al centro di questo occhio di ciclone, poi qui c'è Israele, perché per il momento sta buono, non si muove, guarda, ma in realtà controlla e interviene quando c'è l'intervento, perché le famose alture del Golan, che è territorio storicamente del Libano, preso dalla Siria ma poi occupato dai libanesi, giusto per creare un attimino di confusione. Ma qui ci sono le truppe israeliane, qui ci sono le truppe siriane dall'altra parte e al centro ci sono un altro contingente dell'ONU che funziona da fascia di interposizione. Ogni tanto c'è qualche scoria da una parte all'altra. Questo si risolve tutto il problema di cui non mi sto prendendo molto, il famoso problema delle Shiba Farms. Le Shiba Farms è una questione che Shiba è una località, un villaggio del sud del Libano, che è uno dei nodi irrisolti. Non è un territorio per i diamanti, un petrolio, c'è proprio niente. Però diventa una questione di principio. Nel momento in cui si sono ritirati gli israeliani, avevano promesso di ritirarsi anche dalle Shiba Farms, ma non si sono ritirati dalle Shiba Farms, quindi questa è diventata una questione da risolvere. Fino a quando si risolve la questione delle Shiba Farms, non si è risolto uno dei nodi principali della questione libanese. Qualsiasi cosa si faccia nell'area delle Shiba Farms ha una ripercussione in tutto il sud del Libano. Infatti qualcosa è successo nel nostro periodo e abbiamo avuto ripercussioni anche nel nostro settore. Diventano subito tutti nervosi, perché ad esempio gli italiani hanno cominciato a costruire all'amalgama quella che poi vedremo la technical fence, che sarebbe la linea che delimita la blue line nel loro territorio, occupato ma nel loro territorio, e questa farà una incandescenza in tutto il mondo. E c'era un po' di nervosismo dappertutto, soprattutto nell'ambito del Libano. Quindi i personaggi che noi abbiamo nel sud del Libano sono, quindi, da una parte i siriani e l'ISIS, che cerca, allora qui non si dice, non se ne parla in media, ma i libanesi stanno combattendo nel loro territorio qui, per fermare il
concentrazione dell'ISIS. Loro sono in guerra qua. E anche Hezbollah sta fermando, ovviamente non sono alleati, Hezbollah, la forza armata libanese, ufficialmente non sono alleati, questo non è assolutamente, però Hezbollah, con le loro milizie, sta combattendo qui in lungo confine Libano. Ecco perché ogni tanto si sente dire che gli israeliani hanno attaccato un convoglio di Hezbollah che viene dalla Siria in televisione, no? Si sentono queste sconvolgenti israeliani. Certo, perché? Diciamo che loro vogliono entrarci perché i siriani, combattendo in Siria, hanno anche rifornimenti di materiali e di armi. E gli israeliani ovviamente non vogliono che queste armi vengano portate in Libano, giustamente, quindi intervengono quando è possibile. Quindi questa è una parte. Poi abbiamo i campi palestinesi che favoriscono l'ospitalità, garantiscono l'ospitalità all'ISIS e agli eventuali elementi dell'ISIS che possono entrare. Quindi questo è un fronte, l'altro fronte è quello israeliano, l'altro fronte è quello delle forze armate libanesi, Hezbollah e la popolazione libanese che lavorano insieme. Ora, per capire Hezbollah non è solamente un gruppo paramilitare comunque che è stato etichettato come terroristico, perché l'America ce l'ha nell'estraneo Hezbollah, ma Hezbollah ha 3 anni, ha la componente paramilitare, qui che parla di gruppo militare, ha una componente politica ed è al governo, cioè al governo, è in Parlamento, con le ultime elezioni del Presidente finalmente sono messi d'accordo perché erano 2 anni prima che il Presidente della Repubblica lo hanno eletto proprio verso la fine di ottobre, hanno consentito anche le elezioni del Premier e il figlio di Hariri, il famoso Hariri, nato sunnita ovviamente, che fu assassinato nel 2006. E poi ha una componente sociale, che è la cosa più importante. Loro offrono ospedali, scuole, soldi, infrastrutture, case alla popolazione locale. Quindi capite bene che la popolazione locale e Hezbollah sono una sola cosa. Parliamo di tutta quell'area sciita ovviamente. E non solo, perché hanno aiutato anche i villaggi cristiani. Io non voglio fare propaganda di Hezbollah, ma giusto per far capire qual è la realtà. Hezbollah ad esempio sono stati gli unici che hanno liberato un villaggio cristiano in Siria, che era già in mano all'ISIS. Loro sono andati e lo hanno liberato. E questi cristiani non lo dimenticheranno mai. Quindi se c'è da dare loro una mano, io penso che non rischierebbe, almeno parlando con loro mi hanno fatto capire che visto che nessuno si è mosso, ma si sono mossi soltanto gli Hezbollah, loro sono legati anche loro, perché comunque la terra è la stessa, i villaggi sono loro, quindi quelli che visto i villaggi cristiani soprattutto sono lungo il confine, lungo la Turchia. Va avanti, tornando alla sequenziale, se vuoi andare un po' più veloce per non... Questo è per spiegare cos'è la Blue Line. La Blue Line è una cosa un po' complicata, ragazzi. In realtà, allora, qui siamo in Israele e qui siamo in Libano. La vera Blue Line è marcata da questi pillars che sono stati messi a disposizione dell'uomo. Il mio settore aveva tutta la linea marcata, quello spagnolo stanno finendo. Quindi ogni tot metri, a seconda di quella configurazione del terreno, ci sono questi blue pillars. Questa è la vera blue line. Gli israeliani cosa hanno fatto? A sud della blue line hanno costruito a ridosso di un campo minato, questo è tutto minato, parliamo di circa 50 km, una technical fence, cioè una rete. Ho fatto un bel lavoro, c'è una bella rete. Lungo questa technical fence una striscia di sabbia che viene ogni giorno controllata per vedere se qualcuno è entrato, se proprio mezzi passati si sono entrati con questo giorno. Accanto alla striscia di sabbia c'è una strada che viene percorsa perennemente dalle pattuglie che circolano lungo il confine. Quindi da questa parte c'erano loro con i libanesi, da quest'altra parte ci sono gli israeliani. E questa è tutta la blue line. Quindi lungo questa linea di demarcazione sono state effettuate tutte le pattuglie quotidianamente, l'anno su
sono anche dei punti di osservazione, ci sono le basi da cui effettuare l'osservazione. E questa era l'attività che era relativa al monitoraggio cessate il fuoco, che non è solo lungo la plurale, è anche all'interno di tutta l'area, ma ovviamente lo sforzo principale era la plurale. L'altro compito era controllare le aree dove possibilmente potevano essere lanciati razzi, calcolando un attimino quali sono le capacità delle razzi, calcolando anche la conformazione del terreno, le aree storiche da cui sono stati lanciati razzi, e venivano effettuate delle pattuglie anche per controllare questo settore e scongiurare, perché è molto difficile. Pensate voi di andare a trovare una rampa di lancio che può essere costituita anche da una mano di ferro di questa altezza, è un razzo, con un contegno a tempo fatto semplicemente con dei bidoni di acqua, che una volta che si svuota un bidone attiva l'innesco che parte il razzo. Immaginate andare a trovare la rampa su, capite bene che la cosa è impossibile. Se si considera che quel territorio è in loco, la cosa diventa umanamente impensabile. Allora uno può anche essere capace, può anche casualmente trovare, non è si è verificato pochissimo. Bisogna rendersi conto che il sud del Libano è un'area dove Hezbollah ha costruito fortificazioni, tunnel, tutto quello che potete immaginare per difendersi. E la configurazione, la caratteristica principale che sono uguali, cioè degli specie canyon, piccoli canyon, che sono trasversali all'eventuale linea di penetrazione offensiva, capite bene che diventa difficile. Infatti Israele ha avuto problemi nel 2006 per poter entrare, per poter fare Libano, perché loro si sono preparati. Ora, il nostro compito non è andare a scovare le gallerie, il nostro compito è monitorare. Le forze armate libanesi devono andare a scovare, noi no, non è il compito di noi. Quindi anche tanti posti di osservazione. Questa è un'altra attività molto importante, market works, cioè praticamente c'erano gruppi di ragazzi che venivano inviati nei villaggi e effettuavano, erano comunque in sicurezza, cioè c'era una pattuglia fuori che dava sicurezza, i villaggi non erano grandi. Il più grande lo potete immaginare come uno dei paesi in Sardegna, non erano grandi. Avevano comunque l'arma ma al di sotto dell'uniforme, quindi avevano un low profile, e andavano in giro per le vie del paese acquistando genere, qualsiasi cosa. Questo facilitava non solo il contatto con la popolazione, molto importante come ho detto prima, è una delle chiavi del successo dell'operazione, ma anche davamo anche una mano a spendere già 15 euro a persona o anche 5 euro a persona, un gruppo di 20-30 persone avevano fatto la giornata in quel villaggio. Tutto è iniziato con quei villaggi dove c'erano solamente i market, ci sono i market settimanali, così come in Italia. Io ho voluto estenderli anche a quei villaggi dove non c'erano i market, anche a quei villaggi dove c'era solamente qualche negozio, perché era importante instaurare e mantenere il rapporto con la popolazione locale. È stato molto utile, è stato molto apprezzato. Infatti abbiamo incrementato del 200% il numero di altri uomini. E questo è stato anche un'arma vincente. Ovviamente non volevamo mancare le scorte convogli, infatti consistiti i convogli, soprattutto quelle che sono diretti a Beirut, che era l'unico punto di ingresso in Libano. Come potete vedere i mezzi erano tutti quanti bianchi, la bandiera bianca dell'ONU, differenza anche con l'altra della corporazione. I ragazzi portavano il basco qui perché noi eravamo soldati dell'ONU, uno status tutto particolare.
ghanese, laddove la posizione è illegale nel proprio paese, per loro è tutto regolato. E invece non è così. Anche se il tuo paese è legale, tu che sei soldato dell'ONU non puoi farlo, assolutamente. È stato difficile farlo capire, però è così. Ma nemmeno se sei in licenza, se torni in Ghana e vieni arrestato per qualsiasi motivo e si viene a sapere che tu hai avuto rapporto con una prostituta, hai chiuso, cioè vieni denunciato. Questo per dirvi che unire tante nazioni diverse non è sempre facile avere la stessa prospettiva. Le pattuglie ovviamente non sono mancate, molte di queste le abbiamo fatte con i libanesi, per cosa madre libanese, però siccome impegnati nel nord del Libano potevano dedicare il 10% di quelle 200 età, quindi una ventina di età le abbiamo fatte con loro, il resto non più quante avevo.